Buonasera a tutti! Buonasera, ciao Mary, ciao Bella. Ho una sorta di déjà vu, sai, déjà vu. Ho un po' un piccolo... Devo dire che non sai cos'è il déjà vu. Sì, certo, ok. Quindi ho un déjà vu. Comunque, ci ritroviamo insieme finalmente dopo un bel po' di tempo. Un anno. Ci siamo lasciati nel 2024, siamo 2025. È passato veloce questo 2024. Déjà vu. Sai cos'è il déjà vu? Certo. Ok, allora salutiamo tutti i nostri belli di Bella che ci stanno guardando, che ci stanno ascoltando, che ci stanno seguendo. Quindi io inizio subito con il salutare tutti coloro che in questo momento sono in ascolto in radio sui 103.700, chi ci sta ascoltando in DAB come sempre blocco 10C. Sediamoci, mettiamoci comodi nel frattempo. Poi salutiamo tutti coloro che sono in collegamento direttamente sul nostro canale, il 96 del Digitale Terrestre. Quindi buonasera a voi, buonasera a chi ci segue tramite app, tramite sito, tramite i nostri profili Facebook, Instagram e tutto il resto. Adesso Sonia attiverà anche TikTok e saluteremo anche loro. Allora Sebi, non ci vediamo da un anno, come hai passato queste vacanze, queste ferie, Natale, Capodanno? Bene, alla grande, non ci possiamo lamentare. Al caldo e alla grande. Beh, l'importante è questo, al caldo, anche noi, sai, al caldo. Ci sono state giornate di freddo che praticamente non si poteva stare, ma va bene. Adesso del resto siamo nel periodo invernale, quindi insomma ci sta anche questo, in attesa della nostra bellissima stagione estiva. Voglio salutare Sonny che oggi sta sembrando, hai presente tu Petturu? È lui. Sì. È lui. Allora, visto che so che ci sono delle novità. Sì, infatti è gasato per questo, non è Pettro. Cosa avete combinato tutti e due? Abbiamo fatto un nuovo brano, Okay. Devo dire contentissimo, dai. Ok, va bene, sono tre, però uno è pronto, giusto? Uno già è l'ultimo, però ci ispira di andare avanti più degli altri precedenti. Come dico sempre, ci sono un sacco di brani che poi lui la mette da parte e poi le novità sono quelle più imminenti. Infatti. Allora, noi ci siamo lasciati nel 2024 con degli inediti che dovevano venire fuori perché ancora c'erano dei video da realizzare. Sì. Avevamo detto appunto questo. Che punto siamo? Ci siamo presi vacanze sino adesso si riparte? Sì, si riparte già. Settimana prossima già ce ne sarà uno pronto, quindi già ci siamo. Uno dei 5 di cui avevamo parlato, quale sarà? Amo, va bene, quindi prossima settimana ufficialmente fuori. Allora io direi di iniziare subito, visto che ci siamo persi per un mesetto, e iniziamo subito alla grande insieme al nostro Sebi Patanè. Rilassatevi perché per i prossimi 60 minuti stiamo insieme. Guardare indosso a te, lacrime interrogare, voglio accendere quest'amore, voglio stare lontano da te, ma i rumori sti catene non vanno via, voglio a te voler amare, pure se tu mi fai male, voglio vivere quest'amore a rosoli, ci metto cuore. Tu sei male, tu sei l'angelo ribelle, caccia fasi robe te non vedo niente, te lo caccio me ne vai per tu ritorno, tu sei l'inferno. Mi faccio come spogliato, mai non torno più, e poi quando mi chiamo vengo sempre tu. Voglio a te voler amare, fammi dirlo capo tu, a guaccire resta stella, cattiva e bella. St'amore è un amore sbagliato, mio Dio ma che follia, se passano le notti sciatate, condanne me bugie, voglio cancellare quest'amore, voglio vivere soli, ma i rumori sti catene non vanno via, voglio a te voler amare, pure se tu mi fai male, voglio vivere quest'amore a rosoli, ci metto cuore. Tu sei male, tu sei l'angelo ribelle, caccia fasi robe te non vedo niente, te lo caccio me ne vai per tu ritorno, tu sei l'inferno. Mi faccio come spogliato, mai non torno più, e poi quando mi chiamo vengo sempre tu. Voglio a te voler amare, pure se tu mi fai male, voglio vivere quest'amore a rosoli, ci metto cuore. Tu
un male tu silenzio lo ribelle. Caccia fasi robe te non vedo niente. Te lo caccio me ne va che poi ritorno. Tu sei l'inferno. Mi faccio come sfogliato, mai non torno più. E poi quando mi chiamo vengo sempre tu. Ed era Angelo Ribelle. Sai che noi su questa canzone abbiamo scoperto una cosa, Sonny? Che avete scoperto? Abbiamo scoperto una cosa. Mary non è preparata, la dici tu al microfono, vuoi avvicinare, com'è? Allora, ricordiamo praticamente... che questa canzone l'abbiamo realizzata per intero qua. Allora, praticamente è stato scoperto, perché come sapete tramite YouTube si raggiungono davvero su Apple Music, vabbè, tramite i social, tramite internet, grazie a internet, si raggiungono tantissimi luoghi e a quanto ho capito questo è uno dei brani più ascoltati in Lituania. È nella top 100 in Lituania di Apple Music, ovviamente stiamo parlando, è nella top 100 proprio nelle zone della Lituania. Cioè Sebi Padanè si arriva in Lituania viene visto come un dio, praticamente un grande artista. Questa è una bella cosa comunque. Certo che è una bella cosa. Salutiamo l'autore Rosario Armani che ha scritto questa canzone e poi Sonny ci ha pensato a diciamo che lui ha realizzare messo la ciliegina sulla torta, perché oggigiorno dobbiamo dire anche la verità, i testi sono importanti, però forse viene valutata di più la melodia oggigiorno, la musica, perché si è ritornato un po' alla musica quella abbastanza densereccia, ecco, e colpisce tanto. Quindi raga, in Lituania top 10 il brano del nostro Sebi Padanè per quanto riguarda Apple Music, e stiamo parlando di Apple Music, cioè non è che stiamo parlando di Pinco Pallo Pancapillo, capito? Quindi sono soddisfazioni, oh. Certo, ovvio. Belle soddisfazioni sono queste. Questo Sonny perché va a vedere tutto, cioè ti segue a 360 gradi. Diciamo che gli artisti seguiti dal nostro Sonny, sì, è vero, effettivamente sono seguiti nei minimi dettagli e va a controllare ogni cosa, e tutti gli artisti che hanno bisogno, abbiamo il nostro Sonny. Soddisfatto di Sonny? Lo consiglio. Lo consiglia, anche perché a quanto ho capito adesso ci sono 3 brani in preparazione. Certo. Tra questi 3 hai detto che sarà l'ultimo quello che andrà a prendere, diciamo, la preferenza. Lo dovete abbiamo ancora... fatto l'ultimo qua, l'ultima uscita era qua su Bella. Qual era il brano, ti ricordi? State parlando dell'ultimo brano che è uscito qua? Non mi ricordo. Vabbè, ma perché tu comunque di brani ne hai fatti tanti. Qua abbiamo fatto Adrenalina, mi pare qua. Sì, avete fatto. Sì. No, avete fatto Game Over, Angelo Ribelle, Game Over, Maladia. Poi è stata fatta qui. Sai che anche. Non mi ricordo l'ultima canzone che abbiamo fatto. Vabbè, adesso Sonny te le dice tutte, non ti preoccupare, io è impossibile che me le ricordo. Comunque nel 2025 ci sono tante novità che arriveranno, tra cui il prossimo. Allora, il prossimo brano che uscirà sarà Amo. Abbiamo fatto qua Buffone. Buffone, che oggi la cantiamo, che è da un po' che non la sentiamo, e questa la dedichiamo un po' a chi magari rientra in questa categoria. Noi con molta eleganza glielo andiamo a dedicare dopo. Voglio salutare anche tutti coloro che sono con noi su TikTok, ragazzi, tra un pochino vi verremo a salutare, vi prenderò il telefono e saluteremo tutti, e voglio che Sebbi oggi i tuoi contatti li iniziamo a dare subito a inizio puntata, quindi ricordiamo un pochino come seguirti e come saremo aggiornati. Sebi Padanè Official, TikTok, Instagram, Facebook e tutto quello che c'è. Quindi, sempre Sebi Padanè Official. Facile, ragazzi, seguitelo e rimarrete sempre aggiornati. Allora, continuiamo a cantare. Oggi voglio fare 2 brani, perché visto che comunque il nostro Sebi è mancato per un mese, voglio un attimino rinfrescare la memoria a tutti i nostri belli di Bella, riproponendo la sua musica, facendo riascoltare un po' quello che riguarda abbiamo lui. Lasciato, esatto. Sì, 2024. Senti, ma no, il 24 non ci siamo stati perché era martedì. 2024. Ah, nel 2024, sì, scusami. Sì, perché eravamo in realtà indecisi se fare la puntata giorno 24, volevamo fare la vigilia insieme, però poi c'era freddo, abbiamo evitato, abbiamo detto vabbè ci stiamo a casa. No, Sony. Allora, volevo anche parlare di una cosa molto importante che è successa poco fa. Nelle zone di San Giovanni Galermo è scoppiata, adesso non so se effettivamente sia questa la causa, secondo le prime indagini, ne stanno parlando anche adesso al TG1, secondo delle indagini non è accertato, è accertato?
c'è stata una fuga di gas, è scoppiata una bombola, qualcosa del genere, è crollata una palazzina di 3 piani. Spero facciamo una preghiera, esatto, per tutte le persone che erano nelle zone, affinché non ci siano feriti e affinché non è successo nulla di grave. È crollata una palazzina di 3 piani, ok? Esplosione per fuga di gas, ok, quindi questa è la causa. Io spero che appunto non sia successo nulla, e per tutte le persone che in questo momento sono in macchina consiglio di fare il giro largo e di non salire dal lato di San Giovanni Galermo, perché è tutto bloccato proprio per questa tragedia che è successa, sperando che non sia nulla di preoccupante e che soprattutto non ci siano feriti, persone che non ce l'abbiano fatta. Noi speriamo di no. Allora, ne stanno parlando ovunque, dovunque, quindi speriamo bene. Vi terremo aggiornati se sappiamo altre cose. Contiamo adesso? Noi, dai, sì. Facciamo 2 brani? Va bene, sì. Facciamo 2 brani, sempre attuali. Andiamo con tutto quello che era l'attuale. Tutto quello che è l'attuale, ricordando che appunto ci sarà in uscita a breve il brano Amò, che già abbiamo ascoltato comunque. Grande prima. Già l'abbiamo ascoltato, sì. Certo che l'abbiamo ascoltato. L'abbiamo ascoltato nel 2024. Abbiamo ascoltato Amò, bomba di sesso, carcere. Poi che c'era? Aiutami. Tanti, erano 5. Vabbè, dai, tanti, qualcun altro adesso lo riascolteremo anche stasera, così rinfreschiamo un po' la memoria a tutti quanti. Con quale brano continuiamo? Hai già scelto? Dopo li facciamo, va bene, facciamone uno e ritorno subito, non ti preoccupare. Nel frattempo mi dici dove sei stato? Ci vuoi deliziare? Sono stato... Malattia? Non ce lo vuoi dire? Vabbè. Passa bocca, voglio che tu tremmo forte se ti tocco, voglio stare con te senza bugie, voglio che capito tu sei sempre lì. Tu sei quello che voglio, sei vero amore, tu sempre un po' che giù. Malati, tu sei vita mia, malati, tu mi fai morire, come faccio mi fai tu che sei. Me si avevano più belle. Mamma mia, tu non sai così. Mamma mia, tu mi fai impazzire. Quando vas mi fai tu che senti. Insieme noi fermiamo pure un tempo. Sole notte, senza luna, è una spiaggia per fare amore. Tu ti svegli, io che muoro, è più forte ma non muore. Si guarda come sbatto il cuore, quando per a te si sente fare un amore, ci sei tu non voglio il canisciore, brillo pure tu che si mi guarda muore. Tu sei là nel mio cuore, sei vero amore, tu sempre un po' che giù. Malati, tu sei vita mia, malati, tu mi fai morire, come faccio mi fai tu che senti, tu con me sei femmina più bella. Mamma mia, tu non sai così. Mamma mia, tu mi fai impazzire. Quando vas mi fai tu che senti. Insieme noi fermiamo pure un tempo. Sole notte, senza luna, è una spiaggia per fare amore. Tu ti svegli, io che muoro, è più forte quando amore te. Mamma mia, tu mi fai impazzire. Quando vas mi fai tu che senti. Insieme noi fermiamo pure un tempo. Sole notte, senza luna, è una spiaggia per fare amore. Tu ti svegli, io che muoro, è più forte quando amore te. Ed era malattia, ma io se posso... Togliti il giubbotto perché qua fa caldo. Ogni volta mi dicono: Mary, ma come fai a essere così scollata? Qua fa caldo, ve lo assicuro, fa molto caldo ed è molto piacevole anche. Durante il periodo invernale amo fare le trasmissioni in diretta perché ci siamo belli al calduccio. Senti, dobbiamo fare 2 saluti. Allora, dobbiamo salutare Tony D'Antoni.
Ciao Tony, ho visto la chiamata. Ciao Tony. Ho trovato un messaggio di 1 minuto e 25 che però ovviamente non ho ascoltato perché essendo in diretta non lo posso ascoltare, quindi lo salutiamo. E poi dobbiamo salutare anche Sebastiano Toro, anche lui mi ha mandato un messaggino. Ciao Sebi Toro. Un bacio a Sebastiano Toro che insomma me li ricordo, poi tutti i nostri amici che sono collegati su TikTok che ho letto qualche messaggino, quindi salutiamo tutti quanti. Tra un po' piano piano vi andremo a menzionare tutti. Allora, va meglio adesso? Certo. C'è caldo. No, vai tranquillo. Lo dico sempre che su Bella le temperature sono abbastanza calde. Vabbè, calienti. Con la musica di Bella per forza ti riscaldi, capito? Cioè abbiamo anche il filosofo. Dilla tu, falla tua questa frase. Oggi sei filosofo, ti riscalda il cuore, capito? Il cuore diventa caldo. Ecco. Su Bella, la radio che ti riscalda il cuore. Oh yeah! Abbiamo il nuovo slogan! Adesso che lo facciamo registrare. Ovviamente la riscalda con la musica dei nostri cantanti. Come no, certo. In questo caso con la tua musica. Oggi sì. Oggi sì, in quest'ora sì. In quest'ora sì, la riscaldo con la tua musica. Che poi devo dire la verità, è mancato anche l'appuntamento del martedì sera. Perché in questo momento sicuramente in tanti sono a casa, si stanno rilassando e noi ne approfittiamo per tenerli compagnia. Quindi anche una buona scusa, insomma, perché soprattutto nel periodo invernale la voglia di uscire è poca. Infatti sì. Pensa che c'ho io voglia di uscire poca. Se Seppi ha poca voglia di uscire, ragazzi, vi assicuro che è gravissimo, quindi fa veramente freddo e lui è quello anti-casa. Ma poi io sono freddolino proprio di natura. Sono Siamo freddolino proprio, freddolino. Tu pensi che io là in Egitto c'erano 27-28 gradi e io non riuscivo a fare bagni in piscina. Allora diciamo che Seppi è stato in vacanza. Dove sei stato esattamente? Freddolino. Di dove sei stato? In Egitto, a Sharm, Cairo, eccetera. Quelle zone sono abbastanza calde. Però allora nemmeno io a 28 gradi farei il bagno, perché 28 gradi praticamente il mese di aprile, maggio? No, a giugno ci sono 28 gradi. Sì. Poi il sole è forte, però io non riesco, purtroppo sono un tipo freddolino. Io sono come te, non ti preoccupare, anch'io che possibilmente se sarei stata là, possibilmente ero con il giubbotto messo addosso, su questo ci potete stare sicuri. Ma comunque anche la Sicilia sta un attimino cambiando, perché che nei primi 10 nel mondo, a me non mi hanno detto così. Cosa? Che la Sicilia a livello di clima nei primi 10 nel mondo. Sì, per quanto riguarda le temperature. Allora, guarda, ti dirò. Saranno 2 mesi qua di freddo proprio polare. Freddo. Ci sono quei periodi in cui la sera esci e vedi quella scritta 1 grado nella macchina. Ancora non è successo. L'altra sera ero fuori con Sonny, stavo morendo di freddo. Ho detto, Fra, ma quanti gradi ci sono? Magari sono 10 gradi. Ma io sto morendo! Quindi, insomma, non siamo abituati alle temperature troppo fredde. No. Almeno io no. C'è chi ama il freddo e chi magari in questo... Mio figlio esce a maniche corte. No, io quello no, non riuscirei mai a farlo, assolutamente. Va bene, votiamo, facciamo il lato inverno e il lato estate. Qua ci sono 2 lati estate, quindi che preferiscono le alte temperature. Fateci sapere anche voi, facciamo il sondaggio, anche voi che genere di temperature preferite. Che comunque l'estate è anche più bella per quanto riguarda la musica, ma quelli sono altri dettagli. Va bene, ritorniamo a cantare. Ritorniamo in musica? Sì. Vediamo il nostro Sonny cosa ci sceglie, anche perché oggi è lui che sta facendo la scaletta. Noi siamo estranei stasera. Porti solo tempo a parlare ancora con te, si maneggiare per me. Non dire cash, tu sei un bluff, vale niente. Non sei nessuno ma per forza di quantità. Non parli mai suonato canete, chi ci conosce sa ma me sa per chi sei tu. Che parla ma sei solo buffone. Quartiere sanno la verità, su tutte famose si vanno firmate. Manca per Napoli, può cambiare, se non te so dare ti tiro problemi. Oggi non
penso a te, perde valore perché tu non sei niente. Ma guardi dentro lo specchio e fatti una domanda, ma non ti dirò veramente chi sei, ma fai un vero. Non dire cash, tu sei un bluff, vale niente. Non sei nessuno ma per forza di quantità, non parli mai suonato pianeta. Chi ci conosce sa ma me sa per chi sei tu, che parla ma sei solo buffone. Primo quartiere sanno la verità, su tutte famose si vanno firmate. Manca per Napoli, può camminare, se non te so dare te tiro problemi. Odio lo vero, odio lo vero, odio lo vero. Primo quartiere sanno la verità, su tutte famose si vanno firmate. Manca per Napoli, può camminare, se non te so dare te tiro problemi. Odio lo vero. Sto bene, è fuoco che non brucia e mi fa bene, fa bene. St'amore è troppo forte, io ci credo. Si vede, nessuno non viene prima di te, è tutto cuore. Io vero, che ci volimmo sempre, è tutto vero, tutto vero. Eppure modo voglio giurare, si troppo carnale. È tutto bella quando tengo a te. Ma come t'amo, sto bene che mi dai, è troppo forte assai. Amo tu mi cammini in coppa bella e fai, senza fermarti mai, moro se te ne vai. Perché se tu mi fai perché stello a noi, qui innamorato noi, sta storia tutta è tua, fornisce quando sono caro, non ne fai. Ma stringiamo tu assai e non ti ferma mai, perché io vivo solo se vicino a me ci stai. Se vicino a me ci stai. Rimmello, che dalle cuore a me si innamorato, che la notte si mi viene sta scedato, che sono carnale. Capiva quando sto insieme a te. Ma come t'amo, sto bene che mi dai, è troppo forte assai. Amo tu mi cammini in coppa bella e fai, senza fermarti mai, moro se te ne vai. Perché se tu mi fai perché stello a noi, qui innamorato noi, sta storia tutta è tua, fornisce quando sono caro, non ne fai. Ma stringiamo tu assai e non ti ferma mai, perché io vivo solo se vicino a me ci stai. Quando sono caro non ne fai, ma stringiamo tu assai e non ti ferma mai, perché io vivo solo se vicino a me ci stai. Ed era una delle nuove. Tutte e due erano le nuove, c'era Buffone e questo che porta come titolo, questa ancora non è addirittura nemmeno uscita, quindi non è uscita infatti. No, Buffone comunque già è fuori, è uscita un martedì che noi eravamo in diretta ed è venuta fuori Buffone. Non vi preoccupate, Sebbi e Sonny stanno chiacchierando nel frattempo, quindi è tutto nella norma, non è cioè loro discutono, io faccio finta di niente, tipo che tutto vada comunque fili liscio come l'olio. E quindi stavo dicendo, Buffone è uscito un martedì che noi eravamo in radio, se tu ti ricordi, eravamo in diretta insieme ed è uscita il pomeriggio, che appunto è il primo brano che ha fatto. Questa la dedichiamo un po' a tutti coloro che insomma
un po' buffongelli ci C'è l'altra per tutti gli amori, dai. Che ancora questa non è uscita, è un'altra una nuova canzoncina e vi faremo sapere anche di questi vari dettaglietti. La prossima abbiamo detto appunto che sarà Amo. Senti, in questo periodo di vacanze, no? Visto che sei stato in Egitto, che poi voglio aspettare, mo faccio un attimo di cortile perché devo capire una cosa. Ma è vero che quando si va in Egitto si deve fare una cura di fermenti lattici perché c'è il rischio che viene il mal di pancia? Che comunque l'alimentazione è diversa e tutte queste robe? Sono tutte baggianate. Diciamo cose dette, castronerie si dice. Mi dicevano non di lavare i denti con l'acqua perché poi, no, ma quando mai? Cioè, tu ti immagini uno sta 2 settimane in Egitto, i denti gli esce fuori anche il fungo praticamente. Secondo me sai cos'è? Che la gente che va là si chiude in un resort, all inclusive, certo, è propria fino a scoppiare, poi si sente male e dice che è l'acqua. Sì, questa cosa vedi che l'hanno detta. Io vedevo gente proprio con i piatti esagerati. È buono il cibo lì? Diciamo che è un'altra cucina, un poco più orientale. Speziata, la nostra cucina è la nostra cucina. Vabbè, quello è normale. Quindi se vai in Egitto dimagrisci o ingrassi? Io sono dimagrito. Sto motti fami, va. Ma perché cammini tanto, il sole, fai tanta strada a piedi. Però voglio dire che ci sono tantissimi locali italiani. Certo. C'è Napoli, c'è Catania, c'è Sicilia, c'è tutto. Quindi bello però. Voglio dire, se vuoi mangiare anche come a casa tua, lo puoi fare benissimo. Quindi non è vero questa cosa, perché più di una persona mi ha detto se vai in Egitto devi comunque... Poi tu sai com'è, se uno dice una cosa poi tutti quanti, anche se non sono stati là, no, non devi risicare. Infatti ho chiesto proprio per essere sicura di questa cosa. Quindi ragazzi, se volete partire in Egitto non è vera sta cosa di farvi la cura di fermenti lattici. 1, 2, altra domanda, nel frattempo che sei stato lì ti sei goduto le vacanze o comunque in contemporanea un attimino riflettuto, continuato a lavorare musicalmente parlando, cioè mentre là c'erano gli autari che ti portavano, ti mandavano canzoni? Musicalmente no, però abbiamo improvvisato un concertino in piazzetta là. Vero? Poi racconta. Anche in hotel cantavo là. Vero? Sì, siamo partiti così per divertirci. Mi sono messo a cantare là. Che bella questa cosa! Ma vogliamo vedere qualche video? Non ce l'ho qua. La prossima puntata, se hai qualche video, portalo, che lo faremo vedere in diretta. Quindi, oltre che dov'era nei 100 Apple lì? Sony? Come si chiamava? Dov'era nei 100 nell'Apple Music tra i 100 in Lituania? Quindi anche in Egitto è arrivato Sebi Pat. Qual era la canzone preferita da quelle parti? Mi hai fatto perdere la capa. Anche là mi hai fatto perdere la capa, sempre il World Guinness Record. Quella capa proprio te la ritrovi dappertutto. Però è bello, scusami, cioè c'è stato questo chi l'ha scritto all'epoca? Però tu sai che c'erano tipo tantissimi locali, ti ripeto, siciliani, italiani, soprattutto napoletani, dove tu entravi in musica a palla di tutto il repertorio napoletano. Ma che bella questa cosa. Tu entravi la musica a palla, erano tutti italiani, anche egiziani e comunque oramai abituati di quando i turisti parlavano italiano tutto. Tutti italiani erano. Quindi hanno detto che la prima lingua è l'inglese, diventerà l'italiano, ragazzi, diventerà l'italiano. Là è l'arabo. Sì, lo so che è l'arabo, però sanno parlare l'italiano. Di solito quando tu parti dicono che la lingua internazionale è l'inglese, no? Perché trovi sempre qualcuno che parla in inglese. E in effetti è vero, quando io sono andata a Parigi, una parola non sapeva dire, l'unico modo che avevo ogni tanto per conversare era l'inglese. L'inglese però non era che è tanto apprezzato dai francesi. No, io quando entravo sapevo solo dire le parole che dicevo: bonsoir, merci, bonsoir, merci, bonsoir, merci. Era quella. Sonny invece era internazionale, parlava inglese con tutti perché lui l'inglese lo sa parlare. Io ogni tanto Sonny com'è che è lui, però quel bonsoir, merci me lo sognavo anche la notte, le uniche parole che capivo. Ecco. Le toilette lo sapevo dire. Scusami, io sentivo sempre mesh. Cos'è? Sì. Ah, mesh sì? Sì. In arabo, sì. Certo, stiamo parlando della lingua araba, stiamo parlando mesh, che possibilmente quello ti diceva vendi tuo fidanzato per 10 camelli, mesh e si ritrova a tornare solo. Scusa, ma che fine ha fatto mesh? Tu pensa che chiunque parte con me, la parte bella è quando siamo all'estero, che io tipo parlo non in italiano, in siciliano.
No, devo raccontare un aneddoto. Allora, l'estate scorsa eravamo fuori. È stata l'estate scorsa, sì. L'estate 2024 eravamo usciti. Lui doveva attraccare con 2 femmine che erano straniere, erano in inglese. Ragazzi, lui che trasformava il siciliano in inglese, vi giuro, e pretendeva anche che ti. Ma io uccisti, volevo un numero di telefono, io non mi ma Micchi, ma cosa gli hai detto? Nemmeno un telephone number. Cioè, io quelle parti non avevo il tempo di registrare, perché vedetelo, vi tagliate i fianchi, perché è convinto anche io non mi rendo conto. No, ecco, è convinto che anche è giusto, e poi la guarda e quasi quasi si arrabbia perché non le risponde. Mi guardano. Mi immagino in Egitto quello che è potuto succedere. Siete tornati sani e salvi, comunque questo è l'importante, alla fine ce l'abbiamo fatta. Fortunatamente sì. Senti, tra una mesh e un'altra mesh io direi di tornare a cantare, se sei d'accordo. Siamo qua per questo. Mesh. Ok, facci cantare, facci ballare oltre che cantare, Sonny. Diamo un po' di movimento, un po' di pepe, che insomma quello non guasta mai in questa fredda gelida serata gennaiese. Quando si buono, quando ti muovo si vede il tuo bell'izzomo, ma come ti sta bello sto Louis Vuitton. Stanotte baby non ti faccio via sonno, faccio di tutto e di più quando si buono. Stasera mi brinda con un Don Perignon, ti straccio reggiseno e pura minigon. Ti voglio fino a che non venisce solo, quando si buono. Pare proprio la brasiliana, e invece tu sei della zona. Vedo che fumi marijuana e bevi un bicchiere di Havana. Quando si buono, quando ti muovo se vedo il tuo bell'izzono, ma come ti sta bello sto Louis Vuitton. Stanotte baby non ti faccio via sonno, faccio di tutto e di più quando si buono. Stasera mi brinda con un Don Perignon, straccio reggiseno e pura minigon. Ti voglio fino a che non venisce solo, quando si buono. Muovino come fa sciagire, vedi come mattina a diventa si fredda quando smallo tutto a giro. Sta bella nera nera, credo mi fa paura, tu pare disegnato come fosse una scultura. Passiamo insieme sta città, partiamo, andiamo a Malaga, soldi diamanti in quantità, perché si buoni. Dimmi solo come facciamo lontano, ti voglio portare, baby, dimmi come facciamo, decidi tu. Quando si buono, quando si buono, quando si buono. Si troppo bella non ne si traso, tu subito in da capa mia. Se non ci credi ti faccio vedere che te faccio mia pazzia. Quando non muovi non sai i pensieri che faccio questa fantasia. Ti immagino in da stasera oppure quando stai a casa mia. Non ci credevo ma tu sei da me, ieri è vero solo fantasia. Muovi ancora fammi morire, sotto pensavo se sono la mia. Parlo una storia e un'emozione, fatta vedere come sotto le lenzuola. Solo io e te senza nessuno, fammi morire come proprio una brasiliana, ma invece tu sei della zona. Vedo che fumi marijuana e bevi un bicchiere di Havana. Quando si buono, 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 quando si buono. Mettili al angolo, strignalo sti catene, dammi solo una goccia te che mi fa stare bene. Game over, amore, i perde e vince sempre tu. Sia bene, sia male, e io mi innamoro sempre più. Voglio morire con te,
portami a rupoto, pure all'inferno non fa niente. Voglio morire con te, fammi quello che vuoi, tanto sto male non lo sento. Rammo volendo tu, che vita non lo sai, tagliami la pelle e fammi segno un collo. Pure un po' che te, sempre stai con me, tu sei una storia che non si cancella. Voglio morire con te, portami a rupoto, pure all'inferno non fa niente. Voglio morire con te, fammi quello che vuoi, tanto sto male non lo sento. Io vengo solo a te, se tu che mi fai luce, mi piace tutte le cose te, soffoca che non brucia. Game over, amore, si perde perché vince tu, si vita, si storia, tu sei sempre un po' che tu. Voglio morire con te, portami a rupoto, pure all'inferno non fa niente. Voglio morire con te, fammi quello che vuoi, tanto sto male non lo sento. Rammo veleno tu, che vita non lo sai, tagliami la pelle e fammi segno un collo. Pure un po' che te, e sempre stai con me, tu sei una storia che non si cancella. Voglio morire con te, portami a rupoto, pure all'inferno non fa niente. Voglio morire con te, portami a rupoto, pure all'inferno non dico niente. Game over, questo è un Amore. si sente ancora. Bello quando Questa è una delle mie preferite. Anche mia. Anche mia. Game over, mi sono innamorato. Angelo Ribelle. Game over, Angelo Ribelle per me hanno una particolarità. Non lo so, a diversa. me Angelo Ribelle è bellissima, però Game over l'adoro e adoro anche. Te l'avevo detto io che Game Over l'aveva fatta qua. Poi tu mi hai detto no, io ho detto sì perché me lo ricordo. È venuto anche il sassofonista a registrare, a fare il sax. Game Over mi ha fatto innamorare. Mi sono innamorato, mi ha fatto innamorare. Ogni volta mi confondo tra queste due, mi va sempre. Mi sono innamorato. Game Over comunque ha un suo perché, è molto bella, mi piace in tutto e per tutto. A proposito di Game Over, mi sono innamorato di tutto il resto. C'è Stefi che voleva che la salutassi. Ciao Stefi. Quindi voleva dedicata, lei mi ha fatto perdere la capa, prima ne abbiamo parlato. E quindi è arrivato anche mi ha fatto perdere la capa, che tra l'altro la voleva dedicare al suo ragazzo Alfio. Insomma, facciamo tante dediche per tutti gli innamorati che sono in ascolto. Mi dicevi poc'anzi che durante il periodo di vacanza non ti sei dedicato alla musica, quindi a parte i concertini che ti sei fatto lì, quindi non c'è nessuna canzone nuova che hai scelto. No? Cioè io, hai visto che ci sono. Allora perché mi dici no? Io mi riferivo a questo, se avevi scelto, se durante il periodo di vacanza l'autore continuava a scrivere per te. L'autore è un fratello mio, quindi l'autore me ne ha mandato i due che io ho mandato a Sonny, giusto? Sono le due delle tre di cui avete parlato prima. Certo. Quindi ci sono queste le Aspetta, no, io voglio sapere se lui durante il periodo di vacanze, mentre era in Egitto, ne sono arrivati due. Ne sono arrivate due. Quindi saranno produzioni, certo. Sono i DJ. Ok, quindi quella che hai fatto è l'ultima che è arrivata, che vuoi fare arrivare in primis, giusto? Certo. Ok. Quindi poi domani mi chiama Sonny, guarda questo, ho fatto questo. No, sì, vabbè, ma lui lo fa. Lui si chiude in cabina nel suo studio. Dobbiamo fare così, Sonny, no? Ne dobbiamo fare una e poi mettiamo mano sull'altra, perché sennò rimaniamo sempre bloccati. È vero, e comunque c'è anche da dire che quando si ha, come dire, l'ispirazione, no? Chi suona così come chi canta può avere quel momento di ispirazione, può prendere un brano e lo capovolge e l'altro lo lascia indietro. Può succedere, sì. Ma scusami, prima me l'ha detto Sonny. Cosa? Che aveva preso il brano, però l'ha accantonato perché non è ispirato. E infatti succede. Devi capire che, perché io sono particolare. Lui lo è ancora di più. Lui non fa le cose sempre uguali, perché oggi fare un arrangiamento vedi che è diventata. Io saluto tutti gli arrangiatori, però o sono particolare io oppure fanno tutte le stesse cose. Io fortunatamente vivo in casa con chi reputo, senza togliere niente a nessuno, chi riesce a soddisfare il mio orecchio musicale. Ecco,
Diciamo così. Allora, c'è da mettere in considerazione, io sono nata nella musica, perché nella pancia della mamma ero quando già insomma tutto esisteva, quindi sono nata nella musica e diciamo che avendo soprattutto lavorato e essendo cresciuta in una radio di musica commerciale, dance house, noi BPM, tutti questi generi musicali, la musica diciamo che l'ho conosciuta sin da piccola e quindi sono d'accordo con te in quello che dici e mi piace quando c'è la differenza e quel tocco di novità, soprattutto di freschezza, ecco, diciamo in questo modo, e qui non manca. Quindi insomma sono sicura che arriverà qualcosa. Ma possiamo saperlo il titolo di questa nuova canzone o no? Ancora lo dobbiamo mettere. Ah, da definire. Possiamo sapere che un brano d'amore. Tu hai messo come? Voglio far amore, tu mi hai fatto innamorare. Belle, mi piacciono questi brani così, ragazzi, anche perché la verità sono l'ha quelle messo Sony il titolo, sinceramente. Va bene, insomma, lo però becca mi pare sempre. che era bello, sì. E lo becca sempre. Comunque non riusciremo a farvelo sentire in anteprima stasera, ovviamente, perché altrimenti sarebbe troppo presto. Anche perché è cantato dall'autore, se no lo facciamo. Ancora lo dobbiamo registrare. Certo. Ok, va bene, io direi a questo punto di andare con un altro brano, altri due anzi. Altri due brani, sì, facciamo perché già allora sono Stefi che aveva richiesto mi hai fatto perdere la capa, poi ne facciamo un altro, poi ritorno, salutiamo e concludiamo con un altro ancora, così io almeno fare altri due saluti, uno a Marcello Rapisada, ciao Marcello. Lo saluto anch'io, un bacio Marci. E poi, visto che dobbiamo fare due canzoni, sì, facciamo una con Gianni Vezzosi. Quale? Che saluto. Ciao Gianni, la sorella di Maria. Eccola. Va bene, dico di sì, gli mandiamo un bacione anche a Gianni. Sì, anche questa piace tanto. Andiamo con Sepi Patanesi, continua. Già parla quello che dico è la verità, mi hai fatto innamorare, giuro non voglio pazziare, sono giorni che vengo qui sotto palazzo, potevo guardare, dal primo giorno t'ho visto e non ti posso scordare, mi hai fatto perdere la capo, ti sono e ti voglio. Troppo bella, tu sei malavita, quel viso perfetto, sorriso da sballo, oh giuro d'amo, stai facendo impazzire, mi hai fatto perdere la capo e non tornare, quando mi piace mi fai morire, il corpo sensuale, voglio far l'amore, apri il tuo cuore e fammi trasire, sei quella donna che tutte le notti sogniamo, da tempo per me e non ti mettere scurria come lo ti voglio, sto aspettando a te, ma cosa c'è che non va, sono sincera e non posso giurare, ti rispetto e sto qua, nessuno male può parlare, sono giorni che vengo qui sotto palazzo, potevo guardare, per te fermato tempo, non te fa aspettare, mi hai fatto perdere la capo, te sono e te voglio, sei troppo bella, così malativa, quel viso perfetto, sorriso da smallo, oh giuro d'amo, stai facendo impazzire, mi hai fatto perdere la capo e non tornare, quando mi piace mi fai morire, quel corpo sensuale, voglio far l'amore, apri il tuo cuore e fammi trasire, sei quella donna che tutte le notti sogniamo, da tempo per me e non ti mettere scurria come lo ti voglio, sto aspettando a te. Voglio far l'amore, apri il tuo cuore e fammi trasire, sei quella donna che tutte le notti
Posso fare, perché sto scena pazza non ce la faccio più. Che la femmina si è pigliata o cuore in mano. Che tu fai sbattere cuore, che tu fai chiacchierare. Faccio dire che non faccio fatte nessuno, da fa soffrire. La sorella di Maria mi fa morire. Strada mi faccio ammazzi, giuro che non trovo pace, come mi piace, ma se a chiama non si va a sentire, la sorella di Maria è una compagna mia, la parlato proprio quello che è la vita mia, tutto piccolo per la sbandata, lei mi ha lasciato, e perché se non si può innamorare, giuro non sapevo. Questi parolari mi sento più male. Non ti preoccupare, mi dispiace. Non ti posso aiutare. Non ti posso aiutare. Ti prego mi scusa, io ti rispetto a chiederlo, ma voglio scordare. Queste parole mi hai tagliato a pezzo cuore. Non è da creda, e va come fa destino. A colpo non la voglio schiel, ancora mi passa in mano. La sorella di Maria mi fa morire, quando me che mi sta strada mi faccio ammazzi. Giuro che non trovo pace, come mi piace, ma se a chiama non si va a sentire. La sorella di Maria è una compagna mia. La parlato proprio quello che è la vita mia, tutto piccolo per la sbandata, lei mi ha lasciato, e perché se non si può innamorare, giuro non sapevo, questi parolari mi sento più male, non ti preoccupare, ma mi dispiace, non ti posso aiutare, non ti posso aiutare. Ma se chiama non si fa sentire. La sorella di Maria. Ed era la sorella di Maria. Ah, sorella di Maria, compagna mia. Ma tu come va? Canzoni nuove? Amore mio. Non è ancora Amore niente? mio. Qual è amore mio? Nuova. Già è uscita? No. No. No? No. Ah, quindi abbiamo separato tutti Amore i mio. ce l'hai già subito. Questa, di solito sei sempre stato anche tu abituato a sentirmi in una veste molto danzereccia e infatti sarà sempre È quello il quella mio napoletana, stile. giusto? Sì, che ancora non lo so, perché ogni tanto c'è qualche parolina. Resta qua con me, in questo abbraccio le stelle danzano in cielo, ogni giorno insieme come se si fermasse il tempo, sia colore che sta vita. Abbiamo avuto un ospite d'eccezione in casa sua. È così, capito? Per voi il colpo di sia un colore, è un po' un culo, capito? Quindi non so se farla diventare sia respiro e che sta vita, che forse è meglio. Forse è meglio, sì. Perché poi quel culore. Questo era Gianni, visto prima abbiamo mandato una canzone, lui era quello che inventava le canzoni. Una volta quando abbiamo fatto noi Messaggio d'amore, Sì. il secondo Messaggio d'amore, che prima l'abbiamo fatto con Rosario, la seconda l'ha scritta lui, mi ha mandato lui strofe e ritornello. Sì, Gianni, ma tu non ti preoccupare, andiamo a registrare.
L'ha inventato sul sul posto. momento. Lui è un matto, ma Gianni Vezzosi è inutile. Lui prende una penna e un foglio e ti costruisce una canzone in 2 secondi. Quindi... Però per lui può essere facile, però per me che andavo... Ma tu non hai mai pensato di scrivere? Sì, no, l'ho scritto io, qualcuno l'ho scritto. Ma l'hai mai fatto uscire? Certo, come tipo? no? Ho fatto io... Ultimamente non sei ispirato per scrivere qualche canzoncina? Secondo me a breve ci sarà. Secondo me a breve ci sarà. Amore mio l'abbiamo scritta con Sonny. Guarda, ti dirò, è anche Sonny, pronta. come ho capito, è l'autore di tanti brani che sono usciti ora. Sì. C'è anche Solo Noi. Non l'hai sentita? Diciamo tu? che l'ha scritto sempre, è stato dietro le quinte. Sì. Ora, giusto o sbaglio? Sì. Le ho detto anche di rappare con me qualche canzone. Non mi Con me l'ha considera fatto, di ti ricordo Amore Malato, Sì. remix. Però con me non vuole rappare. Lo picchierò. Comunque, va bene. Lei non vuole rappare, vuole i soldi. Chi so? Sonny senza soldi non canta missa. Questo è vero, si fa pagare pure da me che sono sua sorella, quindi figurati. Infatti volevo farlo rappare con la scusa che veniva gratis, invece no. Mai. Stai là, esci i soldi, stronza, non rap, se vuoi che rap mi devi anche pagare. Va bene, allora, non è vero, no, non è un tirchio. No, è bravo. Però Dio magari non te lo dice, però dice c'è il mix che non funziona, il microfono che coordinato ancora deve arrivare. Mary, in palestra vedi che serve questo attrezzo, capito? Lo esce 750 euro, ma quant'era? Aspetta, e quanto mi costava sta canzone? Ma ci dobbiamo allenare, no? Tu considera che metà la devi pagare tu, giusto, solo che ti esce quel colpo di pa e tu tipo un fulmine a ciel sereno. Comunque va bene, allora purtroppo la puntata è anche questa volata, ogni volta No, si arriva in vuole sempre, conclusura. infatti. Sonny si informa. Nel frattempo Sì, perché io neanche il telefono ho visto. adesso Sonny ci fa sapere. Nel frattempo voglio un po' ricordare a tutti che la replica sarà giovedì sera sempre alle ore 21, perché dalle 20 alle 21 abbiamo programmazione e poi alle 21 subito dopo ci sarà la replica. E noi torniamo martedì prossimo sempre in diretta qui su Bella e poi ricordiamo anche che la puntata la potrete trovare scaricata sul canale YouTube di Bella. Allora, per quanto riguarda gli aggiornamenti di quello che è successo a San Giovanni Galermo, al momento tutto tace, non ci sono altre notizie, non ci sono aggiornamenti per quello che sta succedendo. Possiamo solamente dire che continuiamo a sperare e a pregare soprattutto che non sia successo nulla di grave alle persone, perché il crollo della palazzina... ci sono le unità cinofile che stanno cercando per capire se c'è insomma qualcuno che stia poco bene, qualcuno che si sia ferito o qualcuno che sia magari rimasto incastrato in mezzo alle macerie. Quindi speriamo che non sia successo nulla di tutto questo e che il buon Dio insomma abbia osservato tutte le persone che erano lì nella vicinanza e non si siano fatti del male. Allora, Siamo arrivati in chiusura. Vuoi fare qualche altro salutino prima di salutare come si deve? Ok? Vuoi fare qualche... Allora, al momento, a quanto ho capito, ci sono solo 7 ferite e ci sono 7 feriti e sembra che non ci sia alcuna vittima. Si temono vittime? Ok, avevo capito che al contrario. Noi continuiamo a sperare che non sia così. Salutiamo a tutto il popolo di Bella e che dire, ci vediamo martedì prossimo. Noi chiudiamo con Adrenalina. Adrenalina, mi piace, grazie a tutti, una buona serata, grazie al nostro Sebi Patanè. Serate noi, un po' ci sei, sai, si spera sempre che noi due finiamo a letto. Mi piaci da morire, ho voglia di impazzire, guidami dai, dimmi ci sei. Mi gira un po' la testa, ora non bevo più, stai solo tu su tasti in luce colorate. La musica che sale, arriva sulla pelle, se sento freddo in collo, adrenalina. Tu, senza amore, ma ci va più cuore. Mi guardo rire ma innamoro ancora tu, come si senza catene, fammi morire in tacchi succhieri
io vado KO. Ulisse sta buttato, non vero nessuno. Ora ti porto via, andiamo a casa tua, noi due da soli, adrenalina. Tu, senza famore, mi sbatto il cuore, mi guardo